Ma niente, sono contento di essere qui oggi. Sono chiaramente a disposizione per tutte le vostre domande, le vostre curiosità e per darvi le informazioni che vi posso dare. Questo video sarà lungo, mi sa, perché conferenza stampa bisogna chiudere il cerchio, perché mi arrivano messaggi su WhatsApp, sento stronzate e quindi con le immagini alla mano facciamo una reazione live. Se c'è da fare il video di un'ora sarà di un'ora, ma magari taglio e faccio le cose più importanti. Ma a proposito dei codi razziali, io non è che posso cambiare idea se cambia società. È giusto fermare anche le partite. Lo pensavo a Napoli, perché Napoli probabilmente è una delle squadre che più subisce un certo tipo di atteggiamento. Lo potevo subire di più a Napoli perché sono nato a Napoli, però è chiaro, se lo sento da un'altra parte la mia idea di fondo rimane la stessa, basta. Quando esco da San Paolo so che se mi applaudono è una manifestazione d'amore, se mi fischiano è una manifestazione d'amore, quindi uscirò volendogli bene come prima, sia in un caso che nell'altro. Unnezza! Allora, quindi hai detto, e non ti smentire, che quando sentirai di nuovo i cori contro il Napoli in qualsiasi altro stadio, tu ti fermi, bisogna fermare la partita e se non la fermano devi ritirare la squadra. Devi fermarti e devi dire ai tuoi ragazzi della Juve: si fermano perché c'è il razzismo negli stadi, ci si ferma e si va. E si va via. Ti sto addosso, Sarri, ti starò addosso. E i fischi, gli applausi, il mio appello, io vorrei tanto che avvenisse. Lo so che è difficile perché siamo troppo passionali e non riusciamo a mantenere, questo video lo testimonia, noi non riusciamo a essere freddi di fronte a una situazione del genere, ma immaginate un attimo, stadio, capito, coi rumori dello stadio, bellissimo, esce Sarri dagli spogliatoi, cala il silenzio, un silenzio di tomba, il silenzio di quando si fa il minuto di raccoglimento. Immaginate questo silenzio, boom, no fischi, no applausi, il silenzio, boom, il che rappresenta l'indifferenza, ma non lo è, perché comunque è una reazione. Immaginate il silenzio, immaginate che cosa deve avvenire nell'animo di tutti, e poi fa rumore il silenzio. E poi se durante il silenzio uno solo non ce la fa più e allucca, Unnezza, da lontano proprio, si deve sentire proprio piccolo, Unnezza, io per una cosa del genere impazzirei, e secondo me entriamo nella storia del calcio come tifoseria matura e comunque autoironica e divertente, con umore, un umorismo che è solamente dei napoletani. Quindi questo è il mio umilissimo appello ai miei fratelli tifosi. Lo so che non avverrà mai, però se lo facciamo tutti girare questa cosa come appello, come idea, un silenzio di tomba, perché lui ha detto se mi applaudono è amore, se mi fischiano è amore. Se l'amore è finito, se noi consideriamo così, facciamo un silenzio di tomba e poi da lontano uno solo, oppure magari anche tutto lo stadio, a tempi determinati. Appena entra passano 10 secondi di silenzio o 7,1 e allucchiamo tutti quanti Munnez, e secondo me se ne cade il teatro, se ne cadono i sediolini nuovi del San Paolo. Certe cose l'ho dette, certe cose l'ho sbagliate, certe cose sono state strumentalizzate. Ho letto in questi giorni una mia polemica sulle maglie a strisce, in realtà era dopo un Empoli-Milan. Infatti Bugiardo! E ho l'impressione che noi che il Napoli per avere un rigore li debbano proprio fucilare in aria. Lei no? O si deve fare le maglie a righe. Molto velocemente questo dato si deve riequilibrare, se no c'è qualcosa di strano. La questione del dito, è chiaro, è un errore da parte mia, una reazione esagerata da parte mia. Se poi ci sono su 45.000 persone 10 stupidi che ti sputano e ti diano terroni di merda, dovevo non reagire, però
non li ritengo tifosi della Juventus. Sì, mamma mia, che ipocrisia. Dovevo non reagire. Un po' rude come risposta. Anche perché... se potevo scendere lo facevo anche volentieri, perché io vengo dalla strada e se uno mi sputa addosso e mi insulta dandomi del napoletano, che per lui è un insulto, mi sta bene anche scendere. La Juve l'ha indicata spesso come una specie di potere costituito, alle volte l'ha detto a parole, qualche volta anche con un gesto, e adesso in questo potere costituito lei si trova ad essere l'allenatore. Come la mettiamo? Che alla fine tutto quello che ho fatto lo posso avere fatto con mezzi e modi anche sbagliati, ma è un qualcosa di intellettualmente apprezzabile, perché se io ho un avversario che vedo è disposto a tutto pur di sconfiggermi, lo posso odiare, ma alla fine lo devo apprezzare. In buona sostanza, Sarri sconfessa tutto quello che ha detto e ha fatto nei 3 anni di Napoli e ci dice che quello che ha fatto e ha detto era a finalizzazione della sconfitta della Juventus. Cioè lui praticamente perché è l'allenatore perfetto, lui incarna il concetto di vincere, l'unica cosa che conta, è incredibile. Cioè praticamente lui ha detto sì, magari ho detto delle cose, avrò sbagliato, però fondamentalmente in quel momento io mi svegliavo la mattina, volevo battere la Juventus. Se loro fanno qualsiasi cosa pur di battere me, io devo fare qualsiasi altra cosa per battere loro. Mamma mia, tutto il contrario della gioia collettiva, del portare avanti un discorso del divertimento, del calcio come aggregazione, come valori sociali, rivalse. No, proprio niente. Lui doveva battere la Juventus, lui puntava alla vittoria, è l'allenatore della Juve, è sempre stato l'allenatore della Juve fondamentalmente, senza il potere, perché il Napoli non ce l'ha. E quindi praticamente lui ha cavalcato, le cose sono due: o era falso quando accusava la Juventus di quello che ha accusato, e quindi il potere, l'albergo, i rigori dati con le maglie a strisce, i calendari, Orsato, eccetera, eccetera. O era falso all'epoca, o è falso adesso. Se vogliamo credere che era vero, che lui effettivamente provava quelle cose ed era convinto di quello che diceva, è falso adesso che dice no, ma niente di che, alla fine la polemica era solamente stata strumentalizzata, io non ho detto cose ma non le pensavo. Quindi è giusto una parentesi verso i tifosi della Juve, come il mio amico Revoluzionarios che dice o Sarri o muerte. Caro amico mio, stai attento al personaggio, perché a quanto abbiamo capito il personaggio è falso, e rischiate anche voi di idealizzare una persona che invece ideali non ne ha, ed è l'unica cosa che gli interessa è vincere. Quindi avete trovato il secondo Allegri. Complimenti, sicuramente giocherete meglio, ma anche tatticamente lui l'ha parlata. Il calcio del Napoli non l'ho potuto ripetere al Chelsea e non lo potrò ripetere qua, perché i campioni fanno quello che vogliono loro, e quindi si fa un certo discorso tattico fino a un certo momento e poi si lascia la libertà ai giocatori determinanti, fantasiosi. Niente più e niente meno che Allegri, lo stesso discorso che bene o male fa Ancelotti. A un certo punto i giocatori devono prendersi la responsabilità e fare quello che ritengono più opportuno. Signori, qua o l'allenatore Sarri è diventato Sarregri, non è Sarriola che prende, decide, in tutte le squadre porta la sua cosa. No, è cambiato parecchio, e quindi non vedremo una Juve spumeggiante come il Napoli così, a meno che chiaramente non si incastrano una serie di cose, i giocatori improvvisamente decidono di sposare tutto il sistema gioco del sarrismo così e si mettono tutti a disposizione. Ronaldo, se gioca sulla fascia, fa come Insigne e torna fino alla propria bandierina. Higuain o Mandzukic punta, ma io credo che Ronaldo debba giocare punta centrale. Ma poi questo sono discorsi che non ci competono ancora, bisogna capire Dybala, insomma. Tecnicamente non credo che vedremo un Napoli 2 con giocatori più forti. Poi il tempo ci dirà la verità. Da New York, Valerio Fluido è tutto, il mio appello è stato fatto. Per i tifosi del Napoli, la parentesi finale
la recito, ma non è... è semplicemente un leggere una definizione da un sito ufficiale della smorfia, e ditemi se non è esattamente così. Nella smorfia napoletana il numero 71, in dialetto l'homme merd, rappresenta l'uomo senza valore, il cui comportamento deplorevole e miserevole ha minato la stima che nutrivamo per lui e il suo operato. L'uomo in questione è una persona da cui dobbiamo stare alla larga, dato che la sua cattiveria e la sua disonestà possono essere contagiose. Il suo egoismo è palpabile in qualsiasi cosa che lui faccia, e se potesse ucciderebbe i suoi stessi cari pur di ricavarne un vantaggio. Nella smorfia antica il 71 corrispondeva infatti al cosiddetto merdaiuolo, che era colui che per mestiere raccoglieva le feci degli animali, in particolare dei cavalli che sostavano davanti ai teatri, per poterle riutilizzare come concime per i suoi raccolti. I frutti della sua attività venivano puntualmente venduti agli aristocratici, ignari delle modalità usate dall'uomo. Da qui il merdaiuolo ha avuto sempre di più un'accezione negativa, fino a significare un uomo disonesto e cattivo, capace di ingannare anche se stesso se fosse stato necessario. In ogni caso il 71 ha un significato negativo perché rappresenta un uomo verso cui non bisogna nutrire nessuna stima e nessun tipo di aspettativa. Anzi, al contrario, occorre stare molto attenti al suo operato, colmo di sottotrame oscure e di strategie create con il solo scopo di infliggere paura e tormenti. In particolare nella smorfia napoletana il 71 è uno di quei pochi numeri che condensa in sé una serie di accezioni negative e pessimistiche sulla fiducia verso il genere umano. Signori miei, se questa non è la definizione di Maurizio Sarri, io non so qual è. Vi ringrazio per l'ascolto. 71 secondi di silenzio quando Sarri entrerà in campo al San Paolo, dopodiché sfugam. A me piacerebbe un Munnez generale proprio compatto, però possiamo anche lasciare spazio all'immaginazione. Ci sono tanti merdaiuolo, pure potrebbe essere importante, tutte le curve merdaiuola, perché poi il 71, quindi 71 secondi di silenzio non sono molti, li mettiamo, hai capito? Lui entra, parte il cronometro, tutti quanti coi telefonini, 71 secondi di silenzio assoluto, dopodiché gridiamo merdaiuola o merda, poi decidete voi quale, poi lanciamo un hashtag. Scrivetemi sotto nei commenti quale hashtag preferite. Questo appello funziona solamente in un caso: se Diego Armando Maradona fa un video del genere e dice voglio il silenzio al San Paolo. È l'unico caso in cui funziona, perché io non sono nessuno, lo posso far arrivare a pochi amici, giornalisti, ma nessuno ha la forza di unire il popolo napoletano, perché siamo tutti spaccati, siamo tutti divisi, chi dà la colpa a De Laurentiis, chi dà la colpa a Sarri, chi se la prende con Ancelotti, con Giuntoli, con Insigne e con Iusai. Solo se Diego facesse questo sarebbe l'unico in grado di compattare tutta la piazza e di farmi questo grande regalo, e sarebbe una cosa di una finezza estrema. Voi non lo potete nemmeno immaginare l'impatto mediatico e sull'animo che può avere una cosa del genere. Edoardo lo insegna, tu non è che devi fare, lo aspetti là e gli fai la pernacchia. Edoardo all'epoca al nobiluomo che passa, questo non è un nobiluomo, la pernacchia è già troppo. Oh me merda, oppure merdaiuola, ti riempie la bocca. È un 71, è perfetto. Vi ringrazio per l'ascolto e da New York Valerio Fluido è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Con questo credo che il caso Sarri sia chiuso.